L'appuntamento è per domani mattina a Palazzo Chigi. I governatori del Veneto e della Lombardia sottoscriveranno con il governo il preaccordo per l'autonomia. È la firma della prima preintesa quadro, quindi la firma dell'autonomia per il Veneto, sulla quale abbiamo lavorato molto ed è l'inizio di un bel percorso. Una data importante è quella di domani, che sigilla le richieste avanzate dai veneti con il referendum plebiscitario di un anno fa. Significa in questo documento abbandonare la spesa storica, passare ai fabbisogni standard, significa dar vita a una commissione paritetica, come accade a Trento e Bolzano, tra governo e regione, significa trattare su 23 materie, significa anche ovviamente chiedere la compartecipazione su più aliquote e tributi. E a chi teme che richiedere e poi gestire 23 competenze tutte in una volta sia forse un po' troppo, Zaia risponde. Il pasto normale è antipasto, primo, secondo, dolce e caffè. Se uno è in grado di mangiarle tutte, è bene che se li porti a casa tutti. E quindi il menù prevede questo. La Costituzione dice che 23 materie sono delegabili e noi le chiediamo tutte 23.